È andata benissimo, abbiamo definito il piano degli investimenti e direi che insomma, ci sono tutti quegli investimenti, ad esempio per quanto riguarda Cortina, la variante di Cortina con i suoi 3 stralci, la variante di Longarone e poi ovviamente definite tutte quelle che sono le opere sportive necessarie perché i giochi ovviamente si possano realizzare. Parole dette dal presidente della regione fuori da Palazzo Chigi. Attenzione ovviamente soprattutto per Cortina, ma benefici anche per Longarone, snodo imprescindibile salendo verso la perla delle Dolomiti. L'appuntamento si avvicina. A valle non si dorme. Il lunedì in comune a Belluno, promosso da chi di Olimpiadi ne sa per averle vissute e anche vinte, si svolgerà un tavolo teso proprio a parlare delle prospettive relative alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un tavolo per le Olimpiadi e Paralimpiadi che saranno svolte nel nostro territorio nel 26 è assolutamente importante perché dobbiamo condividere un progetto, essere tutti attori di promuoverlo e di far capire a questo territorio che siamo una provincia olimpica e paralimpica. Cortina fa la sua parte delle gare, ma Cortina non può poi estendere l'azione in tutto il territorio. Olimpiadi che devono coinvolgere tutto il territorio e tutte le età. Questo progetto ha diverse modalità per espandersi nel territorio, che è intanto la divulgazione e il coinvolgimento di giovani attraverso i valori dello sport, eventi sportivi e anche incontri con campioni. Mi auguro, insomma, dopo aver fatto questa riunione, e spero sia la prima di tante, di portare un po' tutte queste azioni in tutto il territorio provinciale. La strada intanto sembra ormai tracciata, a cominciare dalla collocazione del villaggio olimpico, per il quale si era ipotizzata la collocazione a campo, per il quale era stata avanzata la suggestiva proposta dell'ex villaggio Eni a Borca di Cadore, mentre invece la soluzione sembra essere definita in maniera incontrovertibile. Il villaggio olimpico è confermato con l'opzione del noleggio e quindi con un villaggio che poi verrà smantellato anche per non fare occupazione di suolo, per risparmiare, e l'opzione è quella scelta, si va ovviamente nella direzione di Fiammes, nella zona di Fiammes, ovviamente avendo anche chiuso tutta la partita finanziaria.